C'è anche un attivista di Mediterranean Saving Humans, un soccorritore greco tra gli arrestati dalle autorità israeliane che hanno fermato la missione della Global Sumud Flottiglia verso le coste di Gaza. Il soccorritore ha inviato come sua testimonianza anche un video di bordo del quale vi possiamo mostrare qualche immagine. Il cofondatore veneziano di Mediterranean Saving Humans, Beppe Caccia, non le manda a dire. L'intervento di forza con cui la notte scorsa l'esercito israeliano ha intercettato e catturato le barche della Global Sumud Flottiglia è qualcosa che è contrario al diritto internazionale. Fermare in acque internazionali imbarcazioni che portavano soltanto aiuti umanitari, cibo, generi di prima necessità alla popolazione civile di Gaza, una popolazione stremata da bombardamenti, attacchi, massacrata con decine di migliaia di vittime, è l'ennesimo crimine di guerra, l'ennesimo crimine contro l'umanità. Per Caccia la flottiglia è però anche un segno di speranza. La flottiglia ha però dimostrato che esiste una società civile in Europa e in tutto il mondo pronta e disponibile a fare quello che i nostri governi finora non hanno fatto. Poi, sempre Caccia, poco dopo, dal porto di Trapani, a bordo della nave mediterranea, ferma per lo stop di 60 giorni per effetto del decreto Piantedosi, denuncia una nuova aggressione nelle acque del Mediterraneo centrale della Guardia Costiera libica contro un'altra organizzazione umanitaria. Un altro grave episodio di violenza da parte della cosiddetta Guardia Costiera libica. Infatti, mentre la nave Sea-Watch 5 stava effettuando il soccorso di 66 persone in acque internazionali, c'è stato l'intervento di una motovedetta, una di quelle regalate dall'Italia fin dal 2018 ai libici, che non ha esitato ad intimidire prima e poi a sparare dei colpi